Mercoledì 28 maggio al Circolo Primo Maggio di Montorio, l'appuntamento Veneto, il futuro è civico, perché Traguardi lancia questo evento. Traguardi chiama a raccolta il 28 maggio amministratrici e amministratori della provincia e del Veneto per fare squadra e soprattutto per ragionare di progettualità e idee innovative in vista delle elezioni regionali di questo prossimo autunno. Lo facciamo perché ci sentiamo la responsabilità di farlo non solo da Verona, che è stato un modello importante e virtuoso di un centro-sinistra unito a trazione civica, ma crediamo anche sia importante dare voce alle tante realtà come la nostra che hanno qualcosa da dare non solo in termini di progettualità ma anche in termini di metodo, un metodo partecipativo che coinvolge trasversalmente le generazioni, e crediamo in particolare che la nostra abbia bisogno di trovare spazio al di là dei simboli, al di là delle candidature, e metterci a disposizione per questa sfida elettorale. Una sfida impossibile? No, pensavamo che anche Verona fosse una sfida impossibile, per fortuna siamo riusciti qui in città a vincere le elezioni del 2022, crediamo che neanche il Veneto sia una sfida impossibile. Ci distanziamo da chi pensa che la regione sia da sempre graniticamente conservatrice, invece crediamo che anche grazie al nostro apporto si possa dare un impulso innovativo di ricambio rigenerazionale e soprattutto che guardi al futuro della regione su tre temi in particolare: casa, trasporti e sanità.